studenti, incontro gruppo CNR Bioetica, Canavacci Pollo, 18 aprile e 19 aprile, convegno Università di Trieste su Adam Smith e le passioni, 21 aprile, lunedì, lezione di Spinoza, su Spinoza seminario Chatsworth, pomeriggio seduta di laurea, 23 aprile, mercoledì, lezione su Spinoza e Bale, ricevimento studenti, gruppo CNR Bioetica, Canavacci Pollo, 25 aprile, venerdì, giornata di vacanza, 28 aprile, lunedì, lezione sui moralisti francesi, seminario su Chatsworth, incontro gruppo CNR Bioetica, Pollo Canavacci, pomeriggio corso di perfezionamento bioetica, 30 aprile, mercoledì, lezione Bale, ricevimento studenti, varia, 2 maggio, venerdì, esercitazione tesine, lezione Bale, commissione borse di studio per l'estero, Olivetti Caprara, 3 maggio, sabato, commissione borse di studio per l'estero, 5 maggio, lunedì, lezioni Bale, seminario Chatsworth, 6 e 7 maggio, lezioni a Pavia, Hume e la Convenzione e il ritorno, 9 maggio, venerdì, esercitazione tesine, lezione Bale, varie, 10 maggio, sabato, corso di laurea, 12 maggio, lunedì, lezione Bale, seminario Chatsworth, fine, varia, pomeriggio corso di perfezionamento bioetica, 14 maggio, mercoledì, sospesa didattica, morte Marta Russo, ricevimento studenti e laureandi, varia, 16 maggio, venerdì, ultima lezione breve, finita ore 10, funerali Marta Russo, seminario esperienza morale Giovanni della Croce, possibili partecipanti, sulla base dell'elenco delle tesine. Ho scelto alcuni nomi di possibili, ma non sono sicuro perché io non devo prendere le presenze, quindi potrebbe essere anche nessuno di questi. Alesini, Casenghi, Cogliandro, Di Agabito, Palla, Pierpaoli. Ho scelto tra coloro che hanno fatto le tesine, quelli che hanno fatto le tesine su Spinoza, che potevano essere interessati a questo seminario che era sulla mistica medievale. Varie, possibili, chi fosse presente io non lo so, varie. 20-21 maggio, Napoli, Sorossola Benincasa, 22 maggio, giovedì, ricevimento studenti, varie, consiglio di facoltà, 28 maggio, lunedì, ricevimento studenti e laureandi, varie, 29 maggio, 4 giugno, gruppo di ricerca Università di Manchester, convegno a Barcellona, 5 giugno, giovedì, convegno Istituto Superiore Sanità, 6 giugno, venerdì, ricevimento studenti e laureandi, varie, pomeriggio incontro con Rolti, 9 giugno, lunedì, consiglio di facoltà, elezione preside, 10 giugno, martedì, esami, corso di laurea in filosofia, 11 giugno, mercoledì, esami, ricevimento studenti. Aspetti, avevamo detto il mese di maggio, no? Aprile. Sono arrivato fino alla fine giugno, se lei vuole io mi fermo. Possiamo finire qui, no? Comunque 12 giugno, giovedì, eccetera, eccetera, 16 giugno, 18 giugno, 19 giugno, dottorato di ricerca, primo interrogatorio in questura. Bene, 25 giugno, secondo interrogatorio di Digos. Sì. Questo è Acquisiamo questo documento. Devo firmarlo? Devo firmarlo? Sì, certo. Presidente, ma gli orari sono indicati in questo appunto del professore? Adesso chiediamo. Gli orari sono indicati? No, li aggiungo? Se è in grado, no, lo dica a voce. No, si può tranquillamente prendere come indicazione che le mie lezioni si svolgevano secondo questo calendario, che comunque peraltro scrivo almeno la prima settimana. Lezione del corso il lunedì dalle 9:30 alle 10:30, il seminario istituzionale che gli studenti dovevano seguire tutti i lunedì e sul quale c'era poi una parte dell'esame, dalle 10:30 alle 11:30. In genere dopo le lezioni, quasi sempre, io mi fermo a Villa Mirafiori per ricevere o per discutere con gli studenti e fino alla fine mattina, più o meno. Fino a mattina vuole specificare esattamente l'ora? Mattina può essere mezzogiorno e mezza, l'una e mezza, alle volte alle 2, e dipende. So, io anche alle 2. Tra l'altro appunto questa cosa che mi faceva rivelare che sono vicino a casa e vado a piedi, qualche volta mi fermo un po' di più e poi vado a piedi. Insomma, ecco. Il mercoledì invece c'è una variazione per l'orario, perché la lezione si svolgeva dalle 10:30
alle 11.30 si svolge tuttora, e il ricevimento dalle 11.30 alle 12.30, ma in realtà si prolungava poi nella mattina. Il corso di perfezionamento che qui è indicato, io l'ho svolto sempre alla città universitaria e non a Villa Mirafiori nel pomeriggio del lunedì. Il venerdì voi qui trovate la lezione e trovate le esercitazioni. Io facevo anche delle esercitazioni che voi trovate per esempio segnata proprio nella data del 9 maggio, vuol dire che io il 9 maggio sono arrivato all'università alle 8:30 e ho fatto dalle 8:30 alle 9:30 una esercitazione con coloro che preparavano le tesine scritte. Poi c'era la lezione, l'esercitazione non avveniva tutti i venerdì, dipendeva da quella volta c'è stata? Quella volta c'è stata. Poi ed è durata fino a? Fino all'ora della lezione, cioè dalle 10:30 alle 11:30. Sì. Dopodiché io ho messo d'aria ed siamo in quella situazione che dalle 10:30 alle 13 io posso essere stato lì con varie cose che abbiamo, e lo stesso capita per le altre giornate. Allora qui siamo sull'accordo delle parti, questo documento, ci sono delle puntualizzazioni? Aspetti che firmo sulle 2 pagine. Presidente, ci sono delle domande ovviamente in ordine a questa esibizione. Per forza. Però pregherei allora di lasciarmi... Limitando per favore le domande soltanto alle lezioni e alle esercitazioni e ai seminari, perché altrimenti si riapre l'esame testimoniale, mentre il test era stato convocato soltanto perché precisasse queste lezioni. Chiedo scusa, avvocato Flammini di parte civile. Presidente, le domande che noi dobbiamo, perlomeno noi della parte civile, dobbiamo fare delle domande che attengono a quella giornata del 9 di maggio per cercare... Avvocato, la interrompo, lei deve fare domande, lasci stare i commenti alle domande, faccia subito le domande. No, Presidente, mi consenta, Presidente... No, la domanda è una frase con la quale si chiede di sapere da qualcuno qualcosa. Io voglio sapere dal testimone alcune cose non è un che non discorso. possono essere limitate dalla sua premessa. Lei faccia le domande, saranno ammesse o non saranno ammesse, quello lo giudicherò io. Lasci stare la mattina del 9 maggio, professor Le Caldano, a che ora lei è arrivato all'università? Alle 8:30. In qualsiasi momento della giornata di venerdì, se fosse venuto il dottor Scattone, lei lo avrebbe ricevuto? Sì. In qualsiasi momento? Tranne durante le lezioni, poteva entrare nell'aula. Vuol ripetere per cortesia qual è l'orario delle lezioni di quel giorno? Io ho cominciato con l'esercitazione alle 8:30 alle 9:30, ho continuato con le lezioni dalle 10:30 alle 11:30. Quando Scattone veniva io, se poteva addirittura entrare nelle stanze. Quindi lei avrebbe potuto riceverlo dalle 9:30 alle 10:30? In particolare però per quello che riguarda dalle 9:30 alle 10:30. È così? No, scusi, correggo. No, risponda, lasci stare quello che... Risponda. La lezione è avvenuta dalle 9:30 alle 10:30, quindi io ritengo che potevo ricevere Scattone dalle 10:30... Professor Le Caldano, noi non abbiamo bisogno dei suoi pensieri e delle sue opinioni, abbiamo bisogno di fatti. La domanda che io le ho fatta era se lei poteva ricevere Scattone dalle 9:30 alle 10:30. No, lei ha risposto no. Dalle 8:30 alle 9:30 potrebbero riceverlo? No, direi di no perché c'avevo l'esercitazione. No. Dalle 8:30 alle 9:30 no. No, dalle 9:30 alle 10:30 nemmeno. No. Dalle 10:30 alle 11:30? Avrei potuto riceverlo. Dalle 11:30 alle 12:30? Avrei potuto riceverlo. Dalle 12:30 alle 13:30? 13:30 no, sulla base del ricordo che ho. Fino a che ora avrebbe potuto riceverlo? Prego? Fino a che ora dalle 12:30 avrebbe potuto riceverlo? Avrei, sulla base dei miei spostamenti, secondo me, fino alle 12:45. Fino alle 12:45? Più o meno. Sulla base Lei ha affermato che abita vicino all'università. Infatti ho fatto... Come si reca al lavoro? Con la macchina o con i mezzi? A piedi. A piedi, sempre a piedi. In libreria quel giorno è andato a piedi? Sì. Grazie, non ho altre domande. Solo una domanda a Avvocato Petrucci. Quanto impiega da casa all'università? Ha dato già una risposta ieri. Benissimo. Possiamo mandare via il test. Grazie professore. Il documento lo dia alla cancelliera. Il primo testimone per essere Maurizio, probabilmente.
Allora, un po' di silenzio. consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama? Boccuccia Ezio, Boccuccia Ezio è nato a Roma il 5 febbraio del 50. e lavora? Io sono laureato 2 volte, quindi faccio supplenze molto saltuarie. Supplenze in che cosa? Materie letterarie, sono laureato in lettere, quindi materie letterarie. Pubblico ministero? Ecco. Signor Boccuccia, lei il giorno 9 di maggio dell'anno scorso, nel 97, andò alla segreteria della facoltà di lettere. Sì. Si ricorda a che ora ci andò? Guardi, la mia cosa è un po' particolare, siccome io sono invalido civile, il personale della segreteria mi fa entrare dove entrano loro. Io andai alle 11 e ne uscii circa alle 12:30 perché ci fermammo un po', siccome questa cosa è stata sempre così, insomma, siamo amici e parlavamo con loro, intorno alle 12:30. Lei, quando è stato interrogato dalla polizia nell'anno scorso, Sì. ha dato, per questi orari che sta dicendo adesso, ha dato un suo ricordo come punto di riferimento, nel senso che mentre era seduto all'interno, diciamo così, degli uffici della segreteria, non nell'esterno dove c'è la fila, Sì. a un certo punto ebbe modo di vedere l'ora su un orologio, se lo ricorda questo? Sì, su un orologio, sì. E perciò può dire con precisione che adesso può dire con precisione che andò via alle Aspetta, 10:30. facciamo una domanda. Che ora, lei guardò l'orologio? Sì, guarda, Sì, che ora era? No, ma posso? Dunque, io parlai per circa un'ora con il personale, con livello d'amicizia. Intorno a mezzogiorno dissi, ma devo andare via. E il certificato, allora, siccome ero andato lì per chiedere un certificato per fare l'esame di lingua spagnola il 31 maggio dell'anno scorso, allora insomma, dopo aver parlato dico datemi il certificato mi fu dato intorno alle 12:20, una cosa del genere, insomma, adesso non mi ricordo esattamente. Mi ricordo 12:20, 12:25, non è che non mi ricordi l'ora, c'è una certa forbice Sì, anche. Lei durante questo periodo di tempo, cioè dalle 11:10 circa alle 12:25 circa, si ricorda se vide in fila o nella segreteria all'esterno? Prima domandiamo se conosce quella persona e poi chiediamo se l'ha vista. Stavo facendo il tono, comunque. Lei conosceva in precedenza l'imputato Giovanni Scattone? Mai visto. È presente in aula adesso? Lo so dai giornali, Sì. ma non è... Allora, la domanda è un'altra. Quando lei fu sentito in questura, le venne mostrata una fotografia dell'imputato Certo, Giovanni certo. Scattone?
quella persona che lei vide in fotografia, durante la sua permanenza nell'ufficio della segreteria, all'esterno, eccetera, il momento in cui poi lei andò via, l'aveva vista in quell'occasione, 9 maggio? Il mio problema è questo, dunque io sono entrato dove entra il personale, prima di entrare non lo vidi, poi dagli uffici del personale è praticamente impossibile vedere chi sta di là, insomma. La domanda era un'altra. All'esterno prima di entrare lo vide? No. Durante la sua permanenza negli uffici del personale lo vide? No. Grazie, non ho altre domande. Difesa Scattone. Signor Boccuccia, lei quanti interrogatori ha subito da parte della Polizia Giudiziaria? Mi scusi Presidente, vorrei una precisazione lessicale da parte della difesa. Il test non subisce interrogatori, comunque non sono interrogatori, e poi comunque non li subisce. Lei parla dei verbali, quanti verbali ricorda furono redatti in relazione alle sue dichiarazioni? Fu redatto un verbale solo. Quanto? Un verbale. Un verbale. Ecco, a me risulta che lei sia stato sentito sia il 9 di luglio che il giorno precedente, ovvero sia l'8 di luglio. No, mi perdoni, la polizia mi ha convocato semplicemente perché aveva da chiedermi altre cose che non mi erano state chieste il giorno prima, voglio dire, non è che a me era venuto un dubbio, signor Boccuccia, perché in un verbale lei Professor Boccuccia. risulta Ezio Boccuccia, in un altro Enzo Boccuccia. Ora sappiamo che si è trattato di un semplice errore, ovviamente. No, ma io se hanno... Lei si chiama Enzo Ezio, o Ezio? Ecco, lei ricorda se la fotografia dello scattone le fu mostrata nella prima occasione o nella seconda? Ma mi fu mostrata nella prima occasione, perché la seconda volta non fu un nuovo verbale, fu un chiarimento su domande su delle parti che loro non avevano... Ma sempre sull'argomento? Sempre sull'argomento. Sull'argomento università? Sì, non è che fu un verbale fatto di nuovo, assolutamente, fu il seguito del primo verbale, insomma. La cosa non corrisponde a quanto io ho modo di vedere dai due verbali, perché il secondo verbale è di gran lunga più complesso e più approfondito del primo. E le faccio anche presente che nel corso del primo interrogatorio non risulta affatto che le sia stata mostrata una foto, anzi... No, questo è assolutamente inesatto. La fotografia mi fu mostrata alla questura, al primo verbale e mi ricordo anche il nome del funzionario, l'ispettore Riccio. Quindi L'ispettore Riccio? Sì. È vero che le sommarie informazioni furono assunte dall'ispettore Riccio, risulta dal verbale, non risulta da nessun passaggio del verbale, salvo che io non mi sbagli sul punto che le venne mostrata una foto. Mi dispiace, ma mi è stata mostrata. Io più di questo non posso dire, voglio dire. No, ma scusi avvocato, forse chiariremo il tutto in modo migliore. Se lei a contestazione legge quelle frasi dove il testo avrebbe indicato, non indicato il dottor Scottone. Il problema è questo, che in quel verbale dell'8 luglio il Boccuccia dice: non ho avuto modo di vedere persone in fila agli sportelli che richiedevano certificati in quanto non visibili dall'interno degli uffici. E fino a qua ci siamo, Questa circostanza, il fatto che egli all'interno della segreteria, dove c'erano le file e dove lo scattone era... Ma anche davanti a noi ha reso questa dichiarazione. Adesso il problema, secondo me, che lei ha posto è quello relativo al signor Scattone, è vero? Se ebbe l'8 luglio. Ecco, nel verbale risulta la frase non c'era il dottor Scattone, non ho visto il dottor Scattone. In questo primo verbale, Presidente, poiché il Boccuccia rende quella dichiarazione, cioè
non ho avuto modo di vedere le persone in fila e l'oggetto dell'indagine era se lo scattone fosse o meno in una di quelle file, non si procede neppure a mostrargli una fotografia perché era in un altro locale. Nel secondo verbale risulta qualcosa? Nel secondo verbale risulta che gli viene mostrata la foto e il Boccuccia dice posso escludere in maniera precisa che il ragazzo che mi mostrate in foto abbia transitato negli uffici della segreteria o nei corridoi della stessa nel momento che fossi presente io. Allora, che ha detto. la domanda è questa. Quando lei ha detto negli uffici della segreteria, che è un termine estremamente vago, a che cosa si riferiva? Io, guardi, gli uffici della segreteria si divide in due parti, da una parte entrano gli studenti, poi ci sono delle mura, da una parte c'è il personale, io stavo... Ecco, lei è entrato nell'ufficio dove sta il personale? Sì, per la questione della gamba. Avevo capito. Quindi non ha fatto la solita fila, non stava insieme agli studenti, lei è entrato nell'ufficio dove lavorano gli impiegati, e questo volevo dire. Sì, ho fatto io. Quando poi dice oppure nei corridoi della stessa nel momento che fossi presente io, i corridoi della stessa, in quale parte di questo edificio devono essere indicati? Presidente, mi scusi, il test ha già risposto, ha detto nel momento in cui io transitavo dove c'erano le file per entrare negli uffici del personale non ho visto la persona mostrata in fotografia. Così ha detto. Ma quando sono stato all'interno degli uffici non ho visto la persona. Bene, la domanda è questa. Dall'interno dell'ufficio dove lavora il personale si può vedere quello che succede nel corridoio? Se voi verificate non si può vedere, ci sono dei muri. Avevo già detto Sì, ma siccome parla di un corridoio di cui oggi non ha parlato, di quale corridoio? Come no? Ha parlato anche oggi del corridoio. A una domanda del pubblico Presidente, ministero allora- ha dato una risposta. Allora io volevo questo chiarimento, Presidente. Gli studenti o chiunque si reca a ricevere, a richiedere un certificato dal piazzale dell'università, accede direttamente allo spazio dove si fanno le file o deve transitare attraverso corridoi comuni con le segreterie interne del personale? No, guardi, uno studente che abbia le gambe buone, purtroppo come non ho io, voglio dire, può accedere sotto, c'è una balaustra e accede alla segreteria da sotto. Io che sono passato dove stava il personale accedo da una parte diversa, cioè gli studenti stanno sopra, io passo di sotto c'è scritto scala C e la scala C era dove entra il personale. Avevo capito questo. Insomma, il punto è dell'ultimo chiarimento che uno studente che entra direttamente nel locale dove si fanno le file non ha bisogno di transitare attraverso alcun corridoio, è così? Vabbè, c'è una balaustra, non è? Cioè è un corridoio senza C'è o non c'è un corridoio? ma cioè, non visibile da me però. Ecco, perché mi sembra, avvocato, che in tutti sì. gli edifici ci siano stanze e ci siano corridoi, a meno che non si tratti di un edificio del 1200 dove non c'erano corridoi. Presidente. Ma perché perdiamo tempo per queste cose? Il test mi sembra che è stato chiaro, ha dato già delle risposte. Perché insistere su questi argomenti che non hanno rilevanza? Ma poi posso aggiungere? No, non aggiunga niente. No, per il momento non aggiunga niente. Io ho finito, Presidente, grazie. La difesa Ferrara. Visto che il testimone La si parte trovava in un civile- altro posto, non ho altro da chiedere. Nessuna domanda? Grazie professore, può andare. Grazie. Soltanto nei palazzi medievali non c'erano i corridoi, sai? Infatti è così, il mio socio non ci sono corridoi. Nemmeno, una stanza di palazzi, i più grandi palazzi, i più belli palazzi d'Italia, non c'hanno corridoi. Senti, possiamo recuperare per quanto riguarda il Majorano, un po' di più, mezzo udienza, perché il suo primo fuori di casa, no? No, ma quella abbiamo l'udienza.
Lei si chiama? Bui Francesco. Come? Bui Francesco. Legga la dichiarazione di intenti. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, le sue generalità. Devo dire... Le sue generalità, nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita. Francesco Bui, nato a Padova il 15 giugno 1950. Residente? A Roma, in via Cortina d'Ampezzo 200. Professione? Docente universitario. Materia? Storia dell'Europa. Università? La Sapienza, Facoltà di Lettere. Pubblico ministero. Professor Bui, lei è stato già sentito, se non ricordo male, una volta, una volta sola, dalla Digos presso la Questura di Roma nell'anno scorso. Si ricorda se nel mese di fine di giugno, inizi di luglio del 1997, lei venne contattato da qualcuno che le chiedeva qualche notizia in merito ad una biblioteca alla quale il suo dipartimento fa riferimento, se questa porta poteva essere aperta, chiusa, una questione relativa a prenotazioni di esami. Ha detto biblioteca, non ho capito bene, no? Sì. La stanza. Ah, ecco, scusi. Sì, mi ricordo che mi chiamò una persona, mi pare che si chiamasse Carbone, sì, che diceva di essere un investigatore privato e appunto era venuto a sapere che c'era questo problema del foglio strappato sulla porta della mia stanza e voleva venirmi a trovare. Io però dissi che non avevo motivo di incontrare privatamente questa persona. Mi pare che lui dicesse di lavorare per la famiglia di Scattone, mi pare, adesso però non vorrei confermarlo, mi pare proprio che sia così. E appunto dissi che non mi sembrava conveniente un incontro privato su questo tema e se poi ci fossero dei problemi sarei stato chiamato nella sede opportuna. La questione concernente la circostanza di questo foglio strappato, vogliamo chiarire per la Corte il foglio a che cosa atteneva, che cosa riguardava questo foglio? Sì. Dunque, prima degli esami gli studenti mettono i loro nomi per prenotarsi e quindi il docente, insomma a seconda o una settimana prima, ma insomma in quel caso lo misi parecchio prima, affissi questo foglio in cui si iscrivono gli studenti. E quindi un giorno, che però non ricordo bene quale fosse, mi accorsi che era parzialmente strappato, cioè come metà della colonna nella parte inferiore era... Scusi, dove era affisso il foglio? Sulla porta o accanto alla porta della stanza. Della stanza del suo studio? Sì, della stanza dove sono io assieme ad altri colleghi di 2 o 3 insegnamenti. Sì. Allora si accorse di ciò e cosa fece? Lo sostituì il foglio e difatti ho portato la copia del foglio che avevo sostituito in cui c'è scritto l'elenco è stato strappato, si prega di riscriversi. In questo foglio che a lei ha portato con sé c'è anche una data? No, c'è data... solo questa comunicazione, il foglio è stato strappato, si prega di riprenotarsi, eccetera. Esatto. Questo esame di cui ha questa prenotazione, quando si sarebbe poi dovuto svolgere? Il 26 iniziò il 26. 26 di maggio. Cioè l'appello cominciò il 26 maggio del 97. Esatto. Se lei lo ricorda naturalmente, quando poi inizialmente il foglio poi strappato era stato affisso alla porta del suo studio? Ecco, naturalmente ho cercato di ricostruire, ma di regioni precisi. Io penso comunque che fosse prima del 9 maggio, perché ricordo che uno studente mi disse ma questa volta mettiamolo prima e quindi qualche giorno prima del 9 maggio. Ecco. Mettiamolo prima rispetto a che data? Rispetto al 9 maggio, dicevo. No, quando lo studente dice come? Mettiamolo prima questo foglio. Ah, scusi, prima rispetto a che cosa? Rispetto alla regola, insomma l'uso, cioè che in genere si metteva 10 giorni prima. Ecco. 10 giorni prima? Rispetto all'esame, al giorno in cui si teneva l'esame. Scusi. Rispetto al primo giorno dell'esame. Esatto, sì. E l'esame il primo giorno quando fu? 26.
26. Quindi avreste dovuto, secondo l'uso, esporlo il giorno 16? Sì, grosso modo, sì. Invece lo esponeste qualche giorno prima del giorno 16. Penso qualche giorno prima del 9, insomma. Qualche giorno prima del 9. Sì. Ricorda, nel momento in cui lei constatò che il foglio era stato strappato, quante prenotazioni erano sopravvenute nel frattempo? Sì, difatti questa è una cosa che avevo anche notato quando ho fatto la deposizione alla Digos, che c'erano parecchie iscrizioni e quindi avevo ritenuto, seppur non in maniera completamente sicura, che la cosa fosse avvenuta nella settimana, mi pare, in quei giorni 12, 13, 14. Quelle erano le date più probabili in cui io sostituii il foglio perché l'avevo trovato strappato. Diciamo quindi tra il 12 e il 14 di maggio, grosso modo. Dovrebbe essere la più probabile, tenendo conto che già del fatto che mi ero accorto che c'erano parecchie iscrizioni, quindi siccome erano parecchi giorni dall'esame e gli studenti in genere si iscrivono gli ultimi giorni, era un po' strano se la cosa fosse avvenuta dopo 2 o 3 giorni che io affisso il foglio. D'accordo. Senta, un'ultima domanda. La sua stanza è normalmente, quando naturalmente né lei né i suoi colleghi sono all'interno, è normalmente chiusa a chiave? Non ho capito quando... O lei o i suoi colleghi non usufruite del vostro studio, diciamo così, sì. No? Non siete all'università. La stanza della quale invece vi servite è normalmente chiusa a chiave? Sì, noi la chiudiamo anche quando ci allontaniamo dalla stanza nel giorno stesso, in genere. E la chiave è in possesso di chi? Oltre che naturalmente dei titolari del... Per quel che mi riguarda solo io, solo il titolare, e credo che anche gli altri colleghi facciano lo stesso. Lei anche su questa circostanza venne sentito a suo tempo dalla Digos, cioè di chi fosse in possesso della chiave, sì. E indicò due nominativi di 2 professoresse, di 2 dottoresse. Lo ricorda? Se lo ricorda glielo ricordo io come formalità di contestazione. Credo di aver detto quelli che erano con me come titolari dell'insegnamento in quel periodo, quindi una titolare era la professoressa Caffiero e la seconda, non è che ricordi molto bene, forse era Socrate, però che aveva un incarico quell'anno, però non sono sicuro di aver detto esattamente quei nomi, ma è probabile che fossero questi. No, infatti ha detto esattamente questi nomi, la ringrazio, non ho altre domande. Difesa Scattoni. Era la prima volta che l'esposizione del foglio delle prenotazioni avveniva con tanto anticipo? Direi di sì. Può essere stata questa la ragione per la quale il numero delle prenotazioni era diverso da quello solito? Lei ha detto che si è trattato un po' di una sua intuizione, quella di datare, ma può darsi che sia stata questa circostanza? Opposizione, Presidente, questa è una deduzione del testo, non è un fatto. Si chiede al testo di fare una deduzione, non di raccontare fatti. No, si chiede di fare un raffronto fra prenotazioni precedenti e prenotazioni di quella sessione. Cioè, a rigore di logica non dovrebbe essere influente questo fatto, nel senso che gli studenti si prenotano un po' alla fine, quindi mi sembrava ragionevole che nei primi giorni non potessero esserci tanti nomi di studenti, perché, ripeto, casomai avviene un po' il contrario. Quando lei dice tanti nomi, tante prenotazioni, può dire a che numero? Sì, tanto naturalmente è una parola relativa, nel senso che appunto essendo i primi giorni si tratterà di una ventina, una cosa di questo genere. È un po' lento, diciamo, l'accumularsi dei nomi. Ricorda se fra i nomi dei prenotati vi fosse quello di Giovanni Scattone? Nel foglio successivamente affisso risulta il nome di Giovanni Scattone, ma è quello il primo. Ricorda se Giovanni Scattone ha fatto l'esame? Sì, come no. Ha sostenuto con lei l'esame? Sì. Può dirci di che esame si trattava? Di storia dell'Europa, che è l'insegnamento che io faccio. Mi può dire in che data lo Scattone ha sostenuto l'esame? Il 26 maggio. Mi può dire che votazione ha riportato? 30. Grazie.
Avvocato Andreozzi, parte civile. Scusi professore, praticamente una domanda soltanto. Quando è che lei si è accorto o le hanno riferito che il primo elenco era strappato? Può collocarlo come data? Se ho capito bene, lei ha detto che tra il 12 e il 14 maggio è stato sostituito quello precedente. L'ho sostituito io, quindi esatto. Più o meno deve essere stato in quei giorni, presumibilmente, ma non posso dirlo con certezza, che me ne sono accorto e me l'ho sostituito. Lei non è in grado di dirci se questa, appunto, la segnalazione, non so se se ne è accorto, scusi, intanto, se ne è accorto lei personalmente o le è stato riferito che l'elenco era strappato? No, perché entrando nella stanza era ovvio che me ne accorgessi, quindi penso di essermene accorto personalmente. Ecco, e lei sa dirmi se la sostituzione è stata più o meno immediata, un giorno dopo, 2 giorni dopo o quanto tempo dopo? Ritengo che sia stata piuttosto immediata perché dovevo consentire agli studenti di continuare a iscriversi. Potrebbe essere passato al massimo un giorno se fossi andato un po' di fretta e quindi non potevo trattenermi. Ecco, ma l'ultima domanda. Se il precedente foglio, quello strappato, immagino che già ci fossero dei nominativi, compresa la parte nella quale c'erano la parte strappata. Ecco, questi nominativi poi come si è verificato se sono stati riportati in quello nuovo, nell'elenco nuovo? Difatti iscritti, vi prego di riscrivervi perché però difatti alcuni che erano fra i primi si trovarono poi ho capito. L'ultima domanda veramente, mi scusi. Qualcuno le ha chiesto se altre persone, o meglio, se il dottor Scattone aveva aveva parlato con qualcuno in sua assenza. Il 9 maggio lei era assente dall'università. Sì. Esatto. Però sembrerebbe che qualcuno nella stanza potrebbe aver parlato, uso il condizionale perché la cosa non è sicura, con il dottor Scattone. Le è stato riferito questo e se sì da chi? Questa circostanza? Ma la circostanza avvenne perché dopo la telefonata di Carbone, qualche giorno dopo, venni contattato dall'avvocato di Scattone, che mi chiamò 2 o 3 volte, anche perché all'inizio non avevo capito bene la cosa, e mi chiese di incontrarlo perché mi disse: beh, lei non può non sentire le mie ragioni data l'importanza del caso, e allora avemmo un incontro all'università, come ho detto, presente anche un collega, e c'era l'avvocato Petrella e il secondo avvocato adesso di cui non ricordo il nome. Vannucci forse? Vannucci, esatto, sì. E allora mi dissero che c'era stato questo episodio. L'incontro fu anche un pochino agitato perché io ritenevo di non... cioè, dalle circostanze che mi venivano dette, insomma, di aver dato tutte le risposte che erano sufficienti, così anche relativamente alla questione di questi fogli. Io dissi che ero disponibile a darli, però prima volevo che la cosa venisse fatta in maniera un po' ufficiale, cioè che restasse copia di questo foglio che era stato consegnato, e invece, insomma, ci fu una qualche divergenza di idee con l'avvocato. Ecco. E c'era, in questo incontro si parlò di un eventuale possibile incontro tra il dottor Scattone e una signora, una persona del suo, diciamo, che stava nel suo ufficio, che poteva accedere alla sua stanza. Sì, io esclusi che la cosa, cioè lui chiese se erano persone che collaboravano con me, e io esclusi che questo fosse possibile perché non avevano le chiavi della mia stanza e si trovavano in un'altra, e allora questa persona, l'avvocato insisteva per incontrare queste persone, ma io non ritenni di dover dare dei nomi che mi sembrava che non avessero nulla a che fare. Sono stato accusato di essere omertoso, ma a me sembrava solo di essere stato corretto. La ringrazio. Avvocato Petrucci di parte scusi, esaminare il professore ha detto prima che ha portato con sé l'elenco, che se ho capito bene è quello diciamo messo dopo quello strappato. Sì. Potremmo esaminarlo per vedere se è il caso di chiedere l'acquisizione o meno al processo. Può mostrare questo documento? Lo può dare all'ufficiale giudiziario. Prima a me, un secondo.
Io direi così intanto. L'ufficiale giudiziario è sempre così gentile, ci fa la fotocopia e poi ve lo facciamo vedere, eh? Scusi professore, io le volevo chiedere, il foglio che è stato strappato era divenuto illeggibile o comunque sia si potevano leggere i nomi che erano scritti sul foglio? E integriamo la domanda con questa precedente. osservazione. Questo foglio era stato anche asportato o era rimasto lì, sia pure strappato? No, era stata esportata solo una parte, una mezza colonna inferiore approssimativamente, quindi alcuni nomi dovevano essere rimasti, altri, se ricordo bene, e gli altri non si potevano leggere. Mi ricordo che mi colpì questo fatto appunto di questa strana, cioè non era stracciato, così, un po' ritagliato come, ecco. E voi avete trascritto i nomi del primo foglio sul secondo? Cioè lo studente che si era prenotato, sì, lo avete reinserito nel foglio che avete riattaccato? Siccome in parte penso di non aver trascritto, però non ci giuro se quelli che avevo letto erano leggibili li riscrissi io personalmente. A dire la verità mi pare che non sia la mia grafia quella del foglio che ho affisso e quindi penso di aver invitato gli studenti a farlo loro. Ecco. Ma lei ha portato anche il foglio precedente o soltanto il foglio ultimo? Quello l'ho gettato perché non era utilizzabile. Ah, ricorda se nel primo elenco era indicato anche il nome di Scattone? No, non posso, non lessi la lista. Grazie. Aspettiamo le fotocopie. Ma professore, lei dopo che era stato informato che forse il dottor Scattone aveva parlato con qualcuno, fece una piccola inchiesta nell'ambito del suo ufficio o non lo fece? Accertò qualcosa? Perché le è stato detto che una signora, mi sembra, che aveva parlato con il dottor Scattone. Sì. Lei, dopo questo colloquio con gli avvocati, si vede da fare per eventualmente individuare questa signora? Se sì, ce lo dica. Sì, naturalmente parlammo un po', adesso io non so quanto debba parlare a nome di altri, ma credo che... No, lei deve dire tutto quello che sa. Alle nostre domande non può non rispondere dicendo che se è opportuno o meno, se è conveniente o meno. Deve dire la verità. Accetto un suggerimento? Sì, come no, io sono sempre pronto ad accogliere i suggerimenti. Grazie Presidente. Prima di procedere oltre su questo passaggio che mi sembra molto interessante, è possibile chiedere al professor Gui come gli era stata descritta la persona, perché poi lui dice che l'ha individuata, quindi lo avrà fatto attraverso una descrizione. Abbiamo capito. Quindi nel rispondere tenga presente anche di questi rilievi della difesa Scattone. Allora, sì, dica tutto quello che sa e non nasconde nulla. È tenuto a dire la verità. Certo. L'avvocato disse che Scattone ricordava di aver parlato con una signora, diciamo di media età, bruna, mi pare, una cosa di questo genere, un po' pienotta, una cosa di questo genere, se non ricordo male, come corporatura. Ripeto, non potendo essere coloro che collaboravano con me, mi consultai inizialmente con le altre persone che avevano la chiave della stanza e diciamo forse la descrizione poteva essere più rispondente alla collega Cafiero, dato che l'altra ha i capelli biondi. E la Cafiero disse che probabilmente un episodio del genere lo ricordava, però non le sembrava che potesse essere quel giorno perché non c'era. Non c'era chi? La Cafiero nella stanza. All'università? All'università? Esatto. E mi sembrava a questo punto che il problema fosse un po' risolto e se devo dire appunto la mia impressione è che si cercò di dire che allora doveva esserci un'altra persona, ma a mio avviso, ecco, se devo... No, io a questo punto direi non esprima la sua valutazione, il suo apprezzamento personale, riferisca il fatto soltanto, e l'ha già riferito. Allora quel documento, signori, l'avete visto?
Possiamo acquisirlo se non c'è... Sì, sull'acquisizione sì, chiederemo solo la cortesia alla Corte di attendere un attimo per l'eventualità che dovessimo fare qualche domanda. Grazie. Sì. Questo è il secondo, vero? Abbiamo fatto la Il secondo foglio è quello che si riferisce al giorno stesso, professore. al giorno stesso? al giorno stesso in cui si è tenuto l'esame. Quindi il primo foglio quello che fa vedere. Diciamo, se la cosa ha un senso, nel secondo foglio si vede che ho spostato il nome di Scattone un po' prima rispetto al numero 14 che era il numero della sua iscrizione. Per quale motivo? Perché lui stesso chiese di farlo la mattina del primo giorno. E allora, Il primo giorno, esattamente il giorno? 26, lunedì. 26 che? Lunedì 26. Lunedì maggio. 26. Sempre avvocato Andreozzi, Il partecipa. documento ce l'ha lei, avvocato? Gli altri avvocati ce l'hanno? Se volete per favore consegnare la documentazione ai colleghi. Allora, avvocato Andreozzi. Sì, mi scusi professore, il primo elenco, quello che comincia all'intestazione, l'elenco è stato strappato, si prega di riscriversi. La grafia non si capisce bene se è la stessa o se sono più mani, parlo dell'elenco completo. Che lei sappia, lei ha già detto che non è la sua calligrafia, è stato ricopiato da qualcuno traendoli i nomi oppure da quello strappato, oppure invece sono grafie diverse secondo la sua conoscenza? Beh, non è tanto facile dire, probabilmente alcune sono la stessa perché sono studenti, come dire, che studiano assieme e magari scrivono alcuni nomi, sembra la stessa grafia che comunque non è la mia. Se poi tutta la colonna, diciamo fino almeno ai numeri 21 forse. Sì, insomma una prima ventina sia della stessa mano, questo non riesco a dire. Non lo sa. Fossero nel precedente foglio? No, non so, cioè se fosse la stessa mano, diciamo, avrebbe ricopiato probabilmente i primi, quelli che erano rimasti leggibili, ma non sono in grado di dirlo. Non è in grado di dirlo. E invece il secondo foglio, quello c'è scritto 26 lunedì, e poi c'è una serie di nominativi, alcuni cancellati o meno, con quelle freccette, lei ha già spiegato adesso che Scattone è stato portato avanti nell'ordine di interrogazione, se ho ben capito. Sì. Ecco. Questo foglio da chi è stato scritto invece? Da me. Questo è il suo. E l'ha scritto la mattina di lunedì 26 maggio? Esattamente, Grazie. cioè con i ragazzi che facevano l'appello. Sì, ho capito. Grazie. Avvocato Petrucci, sempre di parte civile. Professore, per finire questo punto del foglio, lei diede incarico a qualcuno del suo istituto di ricopiare il primo foglio o lasciò che gli studenti fossero loro a riscrivere la prenotazione? Non ho sicuramente dato un incarico a nessuno, ho lasciato agli studenti di riscriversi, può darsi che uno degli studenti che collaborano un po' più con la cattedra avesse riscritto qualcuno dei nomi, però... Grazie. Professor Gui, puoi andare, grazie. Allora acquistiamo sul ricordo delle parti questa documentazione. Esperienza, il vecchio lupo, il vecchio leone della savana. Ma poi è fatto l'inchiesta.
Devo farla subito? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Marina Caffiero. Dove è nata? A Roma. Quando? Il 10 gennaio del 1947. E la sua professione? Sono professore associato di storia moderna all'Università di Roma La Sapienza. Il pubblico ministero può fare domande. Professoressa, lei ne sarà già sentita dalla Digos della Questura di Roma nel mese di luglio dell'anno scorso. Lei ricorda se il 9 maggio, questa domanda le venne già fatta anche all'epoca naturalmente, ricorda se il 9 maggio del 97 lei era o no all'università? No, assolutamente no. Non era all'università? No. Perché se lo ricorda con tanta precisione? Perché io tengo un'agenda molto precisa di tutto quello che faccio e so bene che il 9 maggio iniziava un convegno in cui ero coinvolta, organizzato dall'Università di Roma 3 e dalla École Française de Rome, a cui dovevo partecipare. Il convegno iniziava il pomeriggio, presto, alle 3. Ma io ero a casa a prepararmi in relazione a questa cosa, quindi sono assolutamente certa di non essere stata all'università. Ricorda se a questo punto naturalmente un altro giorno che non fosse il 9 maggio, e se lo ricorda anche quale giorno fosse, uno studente le fece notare che il foglio di prenotazioni per l'esame del professor Gui era stato strappato e quindi le chiese che cosa dovesse fare per potersi prenotare? Sì, mi ricordo che in un'altra occasione fui avvicinata da un giovane che mi fece notare una cosa che io non avevo notato, cioè sulla porta della stanza che io condivido con il professor Gui l'elenco dei nomi delle persone che si vanno a iscrivere era strappato. Questo me lo ricordo, sì. Questa circostanza, se lei se lo ricorda, si verificò rispetto... Può guardare me, dottoressa, grazie. Rispetto? Dico, questa circostanza, cioè l'essere lei interrogata da questo studente, eccetera, che se lei se lo ricorda, si verificò rispetto al giorno del convegno in Sala Borromini, prima o dopo? Guardi, io le posso dire quando presumo che possa essere stato, però non le posso dire la data perché non so quando... non ho chiesto la data, le ho chiesto se questo io fatto si colloca nel suo ricordo prima o dopo il convegno in Sala Questo non Borromini. glielo posso dire perché non so quando il foglio non riguardava i miei esami, quindi non so quando questo foglio di prenotazione sia stato affisso. No, mi scusi, forse non ho... Allora, le rifaccio la domanda. Il fatto che lei fosse avvicinata, lei ha detto un giorno Sì. che certamente non era il giorno 9 maggio, fui Sì. effettivamente avvicinata da uno studente il quale mi notificò che il foglio delle prenotazioni Sì. affisso a fianco alla stanza, alla porta della stanza era stato strappato, eccetera, eccetera. Certo. Ok, allora, non essendo questo fatto verificatosi il giorno 9 maggio per la precisione di ricordo che ha Ho lei, capito perfettamente la sua domanda, ma non sono in grado di rispondere sulla data, le posso dire Ma però... prima o dopo? Ma come faccio a dirle, scusi? Perché potrebbe... non è una cosa impossibile, se lei non se O lo prima o ricorda... dopo, è in grado di dire se è avvenuto Non questo sono episodio? assolutamente in grado di dirlo, Ecco, non benissimo. sono- e lo sto Anche dicendo. Signora, anche questa è una risposta. Non sono assolutamente in grado di dire se fosse prima o dopo il 9 maggio, per il semplice motivo che non so quando questo foglio sia stato messo sulla porta. Quello che posso No, dire... qui non ci siamo più sul piano della logica. Il Ma non lo so, lasci no. stare il foglio adesso. non Lei ha posso. detto che il giorno 9 maggio aveva un impegno. Bene, Sì, questo certo. episodio di cui parla il pubblico ministero è avvenuto prima o dopo il suo impegno? Non lo so, non lo posso dire. Basta, Non lo so. ha dato questa risposta. Non lo so. Nell'ambito dei suoi ricordi può dire se questo giorno X
fosse un giorno specifico della settimana, che ne so, giovedì, sabato, lunedì? Posso ritenere che fosse un lunedì e questo, se mi consente dedurlo dalla logica, per il fatto che io faccio lezione, cioè facevo lezione... Che sia logica però. Come dice? Che sia una logica. Lo è. Ecco, vabbè. Sono abituata a utilizzare gli strumenti della logica. E in quell'anno accademico io facevo lezione il lunedì, il martedì dalle 2 alle 4 e il mercoledì dalle 1 alle 2. Penso che fosse il lunedì perché il giorno in cui è avvenuto questo incontro ero sola ed il lunedì era l'unico giorno in cui io ero effettivamente sola nella stanza. Ricorda, a proposito quindi della stanza, se lei dopo questo breve dialogo con questo studente chiuse poi a chiave la porta della stanza allontanandosi? È possibile, sì, è possibile perché quando io sono stata avvicinata è probabilmente avvenuto quando io arrivo per fare lezione, quindi sto poco e poi chiudo la stanza per andare a fare lezione. Lei riconosce in quest'aula questa mattina questo studente che all'epoca la avvicinò, anche se per brevissimi secondi, per fare questo... Dovrei guardare gli accusati, gli imputati? Sì, gli imputati, è chiaro. Io non... questa persona io non la conoscevo ed è una persona che subito dopo non ho visto, nessuno non me l'ha fatta vedere, quindi non sono in grado di dire con sicurezza. Con approssimazione? Con approssimazione forse. Allora chi è? Come? Allora chi sarebbe? Forse, Sì, più o meno capito, potrebbe, però allora, sì, va bene, ma non è sicuro? Chi? Potrebbe essere il signor Scattone. Prego? Potrebbe essere il signor Scattone, ma non ne ecco, sono non avevo sentito sicura. per una sua... Non ne sono assolutamente un sicura, suo perché cedimento vocale. io non lo conosco personalmente. No, abbiamo chiarito questo fatto, non ho altre domande, Presidente, grazie. Difesa Scattone. Signora, il foglio fu affisso con anticipo rispetto alle altre volte, è così? Non lo deve chiedere a me, non sono la titolare dell'insegnamento di storia dell'Europa, non lo so. Lei comunque non sa se è collocabile ai primi giorni di maggio? Ha già risposto, Presidente, opposizione. Questo non lo so. L'opposizione è respinta perché è vero che la professoressa ha tratto una materia diversa, però questo non significa che non potrebbe essere a conoscenza di questa... No, l'ha già detto, Presidente, giusto in un dialogo tra virgolette con lei, ha detto che lei non è in lei, la professoressa, non è in condizione di dire quando fu affisso il foglio. È così? È così. È così. Autocritica e autocensura, come ai tempi antichi. No, proprio non lo so, perché ci sono, come dire, dei filoni diversi all'interno dell'organizzazione universitaria. Io mi occupo dei miei fogli di iscrizione e il professor Gui si occupa dei suoi fogli di iscrizione. Io non sono... Quindi non vi sono né regole né diciamo abitudini comuni? Assolutamente, non fa parte nemmeno, io non faccio parte della sua commissione di questo esame, lui non della mia. Questo lo proprio... immaginiamo, volevamo capire se c'era diciamo una consuetudine all'interno. No, noi condividevamo una stanza. Soltanto. Certamente. Grazie. Sì, professoressa, quando inizia lei? Ci sono le domande? No. Quando inizia le lezioni lei? A che ora? In quell'anno accademico dalle 2 alle 4. Quindi alle 2. E va all'università di solito a che ora? Un pochino prima, diciamo mezz'ora prima. Dalle 13:30 in poi? Sì, più o meno. E rimane fino a che ora?
Rimango fino a quando finisco il ricevimento studenti, perché dopo le 4, finita le lezioni, ricevo gli studenti, quindi può essere le 5, le 6, dipende da quante persone vengono a parlare con me. Va bene. Possiamo... La sede della facoltà è esattamente dove? È la facoltà di lettere e filosofia a Piazzale Aldo Moro 5. Dentro l'università? Dentro la città universitaria, certo. Volevo sapere se lei di questo episodio, di questo incontro, ha parlato con il professor Gui, se lui le ha chiesto qualcosa e in che termini? Sì, certo, con il professore ne abbiamo parlato. Quando? Più o meno, Dunque, ne abbiamo parlato prima di essere convocati dalla Digos, perché siamo stati convocati lo stesso giorno, e poi anche quando vennero a parlare con me alcuni rappresentanti della difesa. Sono venuti a parlare anche con lei? Sì. Ci racconta questo incontro? Dunque, vennero da me, non le so dire esattamente la data, ma sicuramente prima del 27 giugno, perché io il 27 giugno sono partita per alcuni giorni di vacanza. Alcuni investigatori inviati, penso, dalla difesa, di un'agenzia, insomma, credo. È stato un investigatore? No, erano due. Alcuni. No. Erano due persone che mi hanno chiesto appunto dove mi trovassi, se il giorno 9 maggio fossi stata nella mia stanza e avessi visto questa persona, avessi incontrato questa persona. E io ho preso la mia agendina, non mi ricordavo ovviamente cosa avessi fatto il 9 maggio, ho preso la mia agendina e ho controllato e ho detto loro quello che poi ho detto anche nell'interrogatorio successivo. Questo è avvenuto, diciamo, ha detto 27? Prima del 27 di maggio, perché poi mi sono allontanata per alcuni giorni e mi ricordo appunto che probabilmente in quell'occasione ne avrò parlato col professor Gui. Prima del 27 giugno? Giugno, sì, mi scusi. Certo, prima del 27 giugno. Sì. Professoressa, può andare, grazie. Grazie a lei. Chiedo scusa Presidente, l'imputato Scattone vorrebbe fare una dichiarazione. Minuti, va bene? Fra 10 minuti, terminata questa testimonianza. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama, signorina? Francesca Socrate. Dove è nata? A Roma. Quando? Il 3 dicembre 1949. Residenza a Roma, professione? Ricercatrice universitaria di storia moderna. Pubblico ministero può fare domande. Dottoressa Socrate? Sì. Guardi, io sono qui. Ah, ecco, scusi, la cercavo là. Allora, lei lavora presso il Dipartimento di Studi Storici della Facoltà di Lettere? Sì. Conosce la dottoressa Caffiero? Certo. Anche il professor Gui, immagino. Certo. Ricorda se
lei ha già reso a suo tempo una deposizione in questura negli uffici della Digos. Sì. Ricorda se il 9 maggio del 97, dell'anno scorso, qualche studente le chiese qualcosa in merito all'esame del professor Gui circa una prenotazione, un foglio di prenotazioni, per meglio dire, che fosse stato eventualmente strappato o dovesse essere sostituito? Non ricordo che quel giorno qualcuno mi chiese nulla del genere, né mi ricordo che mi chiese qualcosa del genere in altri giorni. Questa circostanza, cioè che il foglio di prenotazione dell'esame del professor Gui fosse stato a un certo momento della sua affissione strappato, lei all'epoca ne era venuta comunque a conoscenza? Sì, come ho già credo testimoniato circa un anno fa, ne venni a conoscenza ma più tardi, diciamo del 9 maggio, perché verso il 19, suppongo, avendo adesso ricontrollato le date dei miei appelli d'esame, io affissi il mio elenco degli esami e allora... Il 19, mi scusi, sempre di maggio? Sempre di maggio, sì. Mi scusi, sì, circa, adesso non lo so, insomma, presto a poco. E siccome qualcosa era successo a questo elenco nei giorni successivi, non mi ricordo se degli scarabocchi oppure... avevo saputo che a quel punto che anche a Gui era successo che gli avevano strappato il foglio. Però questo era sicuramente... Diciamo seconda metà di maggio, certamente. Sì, oltre il 19 sicuramente, insomma, sicuramente all'incirca. No, l'esame suo... Era il 29 maggio cominciava, quindi si mettono 10 giorni prima, quindi ci troviamo grosso quindi modo all'incirca il 19, poi 19. Era un sabato, non so, fosse stato un altro giorno... lei ha le chiavi della stanza dove c'è anche il professor Gui? Le avevo all'epoca, sì, naturalmente. Perché tenevo il corso di storia economica e quindi avevo anche le chiavi di quella stanza. Ricorda, oltre naturalmente il professor Gui e lei, chi altro avesse le chiavi della stanza? La professoressa Cafiero e basta, credo fossimo noi. Quindi lei, Cafiero e Gui? Sì, a quanto mi ricordo in questo momento sì. Sa se nella stanza, se quello studio veniva utilizzato anche da altri docenti oltre voi tre? No, eravamo noi tre, cioè erano i titolari di questi corsi e quindi mi sembra che fossimo solo noi tre. Cioè, al di là dei titolari dei corsi, nessun altro usava quello studio. Non mi ricordo se i corsi erano solo 3, ma mi sembra proprio di sì. Le devo ricordare che sotto la forma della contestazione che lei, quando fu sentita appunto come dicevamo prima dalla Digos, disse che in quella stanza, e quindi titolari anche possessori delle chiavi, oltre lei, la dottoressa Cafiero e il professor Gui, c'era anche il professor Villari. Ah, Francesco Villari, sì, ecco appunto, c'era un quarto insegnamento che era storia dell'America, sì. Vabbè, grazie, non ho altre domande. La difesa Ferrara, questa volta la difesa Scattone non mi sembra che si sia prenotata. Nessuna domanda per Ferrara? Allora la parte civile. Sì, si partiva con una sola domanda. Il foglio di prenotazioni che riguardano il suo esame, dove è affisso? Dove era affisso? Era affisso intorno alla stessa porta in cui era affisso quello di Gui. Ecco, quando lei l'ha affisso ha detto intorno al 19 maggio, esatto? Sì. E già c'era perciò il foglio di Gui, l'ha visto anzi il foglio di prenotazione del professor Gui? No, non me lo ricordo, no. Forse l'ho visto dopo che mi è stato detto questa cosa, però quando l'ho affisso e ho avuto dei problemi col mio foglio non avevo visto il foglio di Gui, quindi può darsi che io l'avessi messo, siccome io stavo tra due stanze, come ricercatrice di una materia, come titolare di affidamento di un'altra, e allora può darsi che stesse più vicino alla mia porta, insomma, non l'avevo visto. Nessun'altra domanda perché era collegato a questo. Sì, possiamo licenziare la teste. Grazie professoressa. Sì. Dottor Scattone, vuole fare la dichiarazione spontanea? L'ufficiale giudiziario, per favore, si sposti. Sì, volevo soltanto chiarire su questo episodio, siccome naturalmente la Corte non conosce gli interrogatori che ho reso precedentemente, diciamo che io in nessuno degli interrogatori avevo fatto cenno a questo episodio. Successivamente al mio arresto, siccome ricordavo un giorno di essere passato
nella facoltà di lettere di aver trovato questo foglio strappato e di aver chiesto informazioni, chiesi alla difesa naturalmente di accertare se si trattava di quel giorno, però io a tutt'oggi non ricordo assolutamente né se fosse il 9 maggio né chi fosse la persona a cui avevo chiesto queste informazioni. Poi questa notizia uscì sugli organi di stampa e naturalmente la polizia giudiziaria giustamente fece ulteriori accertamenti, però volevo chiarire che nei verbali di interrogatorio questa circostanza non l'avevo mai dichiarata perché non ne ho alcuna certezza, cioè, relativamente a che giorno si tratti e che persona io abbia chiesto informazioni. Allora la Teste. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama, signora, lei? Marina D'Amelia. È nata? A Roma il 31 ottobre 1945. Residente a Roma, professione? Ricercatrice all'Università di Roma. Dottoressa D'Amelia, lei frequenta l'università, il dipartimento, soltanto quando ha esami o lezioni o ricevimento studenti? Sì. Che lei sappia, che lei ricordi, l'anno scorso, cioè nel 97, il giorno 9 di maggio, lei aveva una di queste incombenze didattiche, cioè esame, ricevimento studenti, lezioni? Trattandosi di un venerdì, no. Perché lei normalmente il venerdì quindi non aveva attività didattica. Non avendo attività didattica, lei era, secondo lei, all'università, poteva essere presente all'università? Quel venerdì non ero all'università. Grazie, non ho altre domande. Nessuna domanda? Grazie, può andare. Segreti Stefania c'è oggi. Segreti Stefania. 12 sono, però ancora sì. Sono rimasti meno, 8 di meno. Francesco, ma il sopralluogo lo facciamo quando decidi tu. Quando finiscono la maggior parte degli stati, perché mi stavo detto che quando sono gli stati ci stati finiscono alle 10 del giorno, andate a parlare Girardi, quando è il giorno come si chiama? Io lo so, nel momento in cui non gli serve non serve. mi sono guardato una cosa sul perché adesso mi stavo vedendo Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Come si chiama, signora? Anna Maria Giraldi. È nata a Roma? Sì. Quando? Il 22 dicembre del 1948. Professione? Ricercatore universitario. All'Università di Roma? Sì. La Sapienza? Sì. Dottoressa Giraldi? Sono io. Buongiorno. Lei il 9 maggio del 1997 le ha già deposto in materia negli uffici della Vigos della Questura di Roma. Il 9 maggio del 97, dicevo, se lei lo ricorda adesso, si trovava all'università, al dipartimento che lei frequenta? No. Perché se lo ricorda con tanta precisione? Perché io ero in congedo e perché ho preso una notizia dalla televisione. Quale notizia? Dell'uccisione della ragazza. Del ferimento? Sì.
Del ferimento? Il 9 maggio appunto era solo un ferimento. Lei ha avuto all'epoca, per un certo periodo di tempo, la disponibilità della chiave della stanza, dello studio, diciamo così, del professor Guida? No. Mai avuta? No, perché ho la chiave di un'altra stanza io. No, a prescindere No, mai perché avuta. poteva essere anche un condominio, diciamo. No. Grazie, non ho altre domande. Ma ci sono domande? Grazie, professoressa. Ci sono altri testi su questo, se no C'è Bonetti, Fortini, Maria Rita. La vediamo alla metà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo un po' più della metà. Bonetti è questa più la metà, 7. Ah, Boccuccio dobbiamo sentire. Certo, è stato il primo. Allora dici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prima male. 8 più un altro, 9. Ma uno è extraordine. Ah, la abbiamo sentito. Posso? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Bonetti, Maria Rita Bonetti. Ed è nata? Il 31 agosto del 1950. A Roma? A Roma. Residente a Roma, professione? Sono ricercatore all'Università La Sapienza di Roma. Maria Rita Bonetti. Bonetti, Fortini, Maria Rita. Sì. Pubblico ministero, può fare domande? Grazie. Dottoressa, lei è stata già sentita a suo tempo negli uffici della Digos della Questura di Roma. Ricorda se il giorno 9 di maggio del 97 lei era all'università, al dipartimento? No, in dipartimento non ero. Ero all'università perché ero andata in banca e poi dalla banca sono andata via. Ricorda verso che ora andò a fare questa operazione in banca? Intorno alle 11. Dalle 11 in poi? Sì, devo avere ancora a casa il bollettino, la cosa del bancomat, ora non ricordo l'ora precisa, ma doveva essere intorno a quell'ora. Siccome lei alla polizia a suo tempo disse verso il mezzogiorno. Non mi ricordo, tra le 11 in poi non ho idea. Va bene. Grazie, non ho altre domande. Nessuna domanda? Al corrente dell'episodio di un foglio strappato all'interno dell'istituto? Sì, sono al corrente ma l'ho saputo dopo. Grazie. Grazie, professoressa, può andare. Facciamo, sospendiamo adesso? Sospendiamo 5 minuti? Presidente, se sentiamo l'ultimo test di questa questione della lista degli esami di prenotazione. E poi sospendiamo per 10 minuti. E così poi cambiamo argomento. Di questo episodio. Sì. Dica. Ci sono altri testi per oggi? Ci sono altri testimoni, ma sentiamo l'ultimo testimone di questo relativo a questo capitolato e poi sospendiamo per 10 minuti. Allora, per favore, il testimone sta arrivando. È la stessa cosa, o sbaglio? Come si chiama? Morfea Mario. Sentivo 9 testi. Hai visto che ho fatto bene a insistere? Poi ci sono tutti i testimoni della difesa. Dichiarazione. Consapevole della rispettazione morale e giuridica mi assumo con la mia posizione di impegnarmi a dire tutta la verità e non altro conoscendo la mia quanto è della mia conoscenza. Sì.
Come si chiama? Morfea Mario, nato a Roma il 20 febbraio 1938. Ed è residente a Roma e lavora dove? Presso il Dipartimento di Studi Moderni, Storia Moderna. Storia moderna. E esattamente che attività svolge? Svolgo un po' di tutto, un po' di usciere, amministrazione. Un factotum? Sì. Pubblico ministero, può fare le domande? Signor Morfea, lei ricorda nel 1997 quanto tempo prima rispetto agli esami, soprattutto l'esame del professor Gui, quanto tempo prima normalmente venivano esposti gli elenchi, cioè veniva esposta la data dell'appello per poter far prenotare gli studenti? Normalmente il professor Gui li aveva messi prima del 9, però normalmente 10-12 giorni prima dell'appello. Normalmente era 12 giorni prima dell'appello, invece in quella circostanza specifica fu ancora prima, non ho capito bene. Sì, mi sembra che l'aveva messi verso il 5 o il 6 di maggio. di maggio. Lei ricorda la circostanza che a un certo momento questo foglio fu trovato strappato in una parte? Ricordo che il professor Gui venne da me e mi disse: Morfea, ha visto chi era strappato l'elenco? E io ho risposto no. E quindi fu sostituito questo foglio, ovviamente? Poi l'ha sostituito il professor Gui. Lei, quando il professor Gui le fece notare questa circostanza, poi constatò che effettivamente questo foglio era stato... No, io non l'ho visto. Quindi non sa quante prenotazioni fossero già state apposte sul foglio? Nella forma della contestazione devo ricordare che lei, quando è stato sentito dalla Digos presso la Questura di Roma, ha detto: ricordo che quando questo foglio di prenotazioni di cui stiamo parlando, che quando il foglio è stato strappato si erano prenotati già molti studenti. Posso affermare ciò con sicurezza? Non posso sapere quanti. No, non dico il numero preciso, se c'erano state già prenotazioni, se ce n'erano molte, se ce n'erano poche. Sì, no, ce n'erano abbastanza. Quindi, secondo lei, continuando la lettura di questa frase, posso affermare con sicurezza che prima che venisse strappato era già esposto da diversi giorni, sicuramente non meno di una decina, anche se mi pare che il tempo fosse addirittura maggiore. 10-12 giorni prima, verso il 5 e 6 mi sembrava messo gli elenchi. Non il giorno preciso, però. No, vabbè. Grazie, non ho altre domande. Ci sono domande, no? No, prego. Grazie, può andare. Scusi, una sua... No, aspetti per favore. No, perché avevo visto alzare la mano lì, credevo che l'avvocato Andreozzi, parte civile. Scusi, lei mi pare che abbia detto che non sa quando sarebbe stato strappato il foglio, esatto? Sì. Nel corso dell'interrogatorio reso che è stato adesso riletto verbale 17 luglio, dice, contesto questo per aiutare la sua memoria se è possibile, posso affermare con sicurezza che prima che venisse strappato era già esposto da diversi giorni. Questa frase però significa che prima che venisse strappato è come se lei sapesse quando è stato strappato. No, il foglio era stato esposto molto prima. Questo l'ho capito. Dopo un giorno è venuto il professor Gui, mi ha detto: Morfea, ha visto chi era strappato il foglio? Ma quando gliel'ha detto? La data? No, questo non ricordo il giorno, se era un giorno prima, un giorno quando è venuto che riceveva i studenti. Dice sicuramente non meno di una decina di giorni prima. Cioè sembrerebbe da questa frase come se lui avesse un punto di riferimento esatto. Forse no. È stata verbalizzata in maniera troppo sintetica. Sì. Va bene, grazie, non altro. Può andare adesso. Grazie. Sospendiamo di Sì, Presidente, noi chiediamo l'acquisizione del verbale di cui ha questa contestazione. Sì, è evidente che ogni volta che c'è la contestazione viene acquisito il relativo verbale. Non abbiamo preso l'originale noi, no, è nostro, adesso lo diamo. Possiamo proseguire? Con l'altro testimone, no? Chi è? Balestieri? Presidente, c'è una richiesta preliminare dell'accusa. Ieri, nell'udienza di ieri, si è parlato a un certo punto di una telefonata
che sarebbe arrivata a casa dell'imputato Salvatore Serraro. È stato fatto anche il nome di colui che avrebbe telefonato, un certo Condemi Domenico. Di questo Condemi Domenico, che fu a suo tempo indicato nelle liste dei testi della difesa, naturalmente, non sono state fornite altre notizie se non appunto il nome, il cognome e ovviamente il capitolato di prova. Sulla base di ciò risulta sostanzialmente che fra i testi della difesa c'è praticamente un anonimo, cioè un signore indicato con un nome generico e con un cognome ancor più generico, e che non è stato mai sentito da nessuno, immagino, perlomeno certamente da nessuno che faccia parte della polizia o della procura di Roma. Allora, se ulteriori notizie sulle generalità e sulla individuabilità di questo test vengono fornite dalla difesa qui e adesso, possiamo andare avanti, altrimenti domani, naturalmente, o anche domani. Se la difesa lo ha già indicato nella prima udienza, immagino che abbia queste notizie già in suo possesso fin dalla prima udienza o nel giorno precedente alla prima udienza, e quindi ce l'ha già adesso. Ma potrebbe anche non avercele oggi, no? Perché suggerisce le cose alla difesa, Presidente? Sto dicendo che l'importante è questo, invitare la difesa Ferraro a fornire le generalità complete del test Condemi. Va bene? Raccolgo l'invito del pubblico ministero e lo giro alla difesa. La difesa si fa carico di questo impegno, al momento opportuno comunicherà le ricerche, quando, tra l'altro quando si avranno a disposizione queste generalità. Entro la prossima udienza. Certo. Va bene. L'autotestimone, per favore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Come si chiama? Maurizio Balistreri. È nato a Roma? Roma il 16 gennaio 1970. Residente a Roma, professione? Sto svolgendo il mio dottorato di ricerca in filosofia del diritto. Sì. Pubblico ministero può fare le domande. Grazie Presidente. Bene. Senta, lei conosce Giovanni Scattone? Sì, lo conosco. Ecco, può dirci in che occasione l'ha conosciuto e da quanto tempo lo conosci? Sì, l'ho conosciuto in occasione di una lezione del corso di perfezionamento in bioetica tra il marzo-aprile 1995. Ho capito. Senta, lei ha avuto modo di parlare con Giovanni Scattone telefonicamente? Stiamo parlando del periodo che va dai primi di maggio fino ai primi di giugno. Fino ai primi di giugno, io ricordo di aver parlato telefonicamente fino alla prima settimana di giugno, 7 giugno, 8 giugno, alcuni giorni prima, 2 volte. 2 volte. Può riferirci i colloqui che ha avuto con Scattone? Sì, se non ricordo male, la prima volta, in quel periodo appunto tra il 1° maggio e la prima settimana, fino al 7-8 giugno, e tra le altre cose parlammo anche parlammo sia del delitto di Marta Russo e parlammo anche di una lezione che il professor Legaldano avrebbe tenuto a Napoli il 19 giugno. Le disse se aveva da consegnare qualcosa al professor Legaldano? Mi disse in quell'occasione, e io ho circoscritto la telefonata al 14-15 giugno, poi se vuole cercherò di essere più preciso, di giustificare perché... Forse lei si riferisce al 14-15 maggio? Maggio, sì, scusi. Sì, mi dica. E in quell'occasione Scattone mi disse, sono andato a trovare il professor Legaldano, gli ho consegnato la mia tesi di dottorato. Dottorato in? In filosofia del diritto. Si ricorda su che argomento era? Sì, sulla rilevanza etica delle generazioni future, non so con precisione, non mi ricordo adesso il titolo esatto dell'argomento. L'etica e le generazioni future? Sì. Credo che sia questo, l'argomento comunque era sulle generazioni future. E mi disse che era stato al professore Legaldano che gli aveva consegnato la tesi di dottorato e che era stato invitato dal professore Legaldano a Napoli per la lezione che avrebbe tenuto al corso di perfezionamento
al suo Orsola Benincasa il 19 e 20 maggio. E io mi ricordo che in quell'occasione mi chiese anche: ma che pensi che dovrò rivolgermi al rettorato, in segreteria, per farmi dare un'autorizzazione a seguire questa lezione? E io gli dissi: ma no, insomma, non c'è alcun problema. Maggio? Si ricorda? Maggio, sì. Quindi possiamo essere certi di questa telefonata anteriormente al 20-21 maggio, perché faceva riferimento a una data successiva, a un invito che sarebbe stato fatto al professor Legaldano per il 20-21 maggio, quindi per una data successiva. Dal professor Legaldano, sì. Senta, parlaste anche dell'omicidio di Marta Russo? Parlammo anche dell'omicidio, adesso non ricordo bene come fu introdotto l'argomento, e le cose che mi ricordo è che lui mi disse, insomma, ero presente quando è successo il fatto, non mi sono accorto di niente, mi sono accorto che era successo qualcosa, e di questo qualcosa mi sono accorto che era successo qualcosa nel momento in cui sono uscito dall'università e ho visto che c'era la polizia. Senta, si ricorda dove ha detto che era presente? Scusi? Dove ha detto che era presente? Credo che abbia detto appunto che ero presente, io non so sicuro al 100%, credo che abbia detto ero presente in istituto. Lei fa riferimento a quando è successo il fatto, lei ha detto prima questa parola, no? Sì. Ecco, ricollegandola a quando è successo il fatto, dov'è che lui le ha detto che era presente? Credo che abbia detto in istituto, che ero in istituto, non mi sono accorto di niente. Istituto di che cosa, scusi? Credo istituto di filosofia del diritto, ma non escludo, potrebbe aver detto anche all'università, ero presente all'università. Allora, senta, io sotto la formula della contestazione le ricordo quanto lei ha dichiarato antecedentemente. Lui mi disse che quando era avvenuto il fatto si trovava nell'istituto di filosofia del diritto. Se l'ho detto un anno fa, insomma, probabilmente questa era la mia convinzione forte, sì, un anno fa. Le fece anche dei riferimenti in ordine ai bagni? Sì, in quell'occasione mi disse adesso stanno indagando nei bagni, stanno facendo appunto delle ricerche nei bagni, perché la polizia pensa che il proiettile sia partito dai bagni. E così ci furono anche dei commenti. Scattone diceva, insomma, certo, dopo invece di andarci subito a controllare, insomma, nei bagni, insomma, lasciano passare un po' di giorni. E questo era un fattore negativo per Scattone? Se non ricordo male, sì, nel senso che c'era questo, appunto, si diceva, insomma, sono passati un po' di giorni invece di andare a controllare subito, insomma. Perché cosa doveva essere trovato nei bagni? Cioè, cos'è il ritardo? Era negativo in che senso? Cioè... Che mi disse, insomma, se non ricordo male, mi disse adesso la polizia sta facendo delle indagini nel bagno, certo, insomma, invece di fare subito un controllo, insomma, però non si parlò di cosa doveva essere trovato, di che cosa si andava alla ricerca. Senta, relativamente a una telefonata eventualmente da lei ricevuta il 9 maggio, può escludere o confermarla? Io non ricordo che mi sia stato detto che aveva telefonato Scattone nell'8 sera, nel 9. Comunque lei il 9 maggio non era a Roma? No, ero a Palermo. Era a Palermo? Sì. Quindi non può aver ricevuto il 9 maggio una telefonata a Roma? Se l'avessi ricevuta, non so se l'ho ricevuta e non mi ricordo nemmeno se mi è stata riferita, perché io ho parlato telefonicamente da Palermo con i miei familiari. Con i suoi familiari? E le hanno riferito di questa telefonata? No, non ricordo di aver ricevuto, che mi sia stato detto: guarda, hai ricevuto una telefonata all'8 sera o il 9. Dunque, allora guardi, io per migliore memoria le rammento quanto come lei contestazione, come sulla formula della contestazione. Ricordo che successivamente, dopo che è stato reso pubblico l'arresto di Scattone, mia madre mi ha detto che forse quel giorno era arrivata una telefonata di Scattone, ma il suo ricordo era molto dubitativo. Quando ne abbiamo parlato con mia madre, lei non ricordava se aveva ricevuto la telefonata personalmente o ne aveva parlato con mia sorella, però ne ricordava il tenore, che era più o meno questo: c'è Maurizio? No, Maurizio è a Palermo. Non fa niente, tanto lo vedrò domani a Napoli. E lei dice: questo particolare mi fa dubitare che la telefonata sia effettivamente riconducibile al 9 maggio.
in quanto in quel giorno era venerdì e io il giorno successivo, cioè il sabato, non vado a Napoli. Sì, però questo non contraddice quanto ho detto io. No, questo per ricordare, perché sì. appunto non è che contraddice. Sì, io apposta per questo non volevo usare il termine contestazione. Il termine contestazione è usato dal nostro codice, ma in realtà è anche quando lei non ricorda, per meglio far ricordare io leggo quello che lei ha dichiarato, ma non per questo Sì, no, questo fatto che il sabato io non vado a Napoli, nel senso che non andavo a Napoli. Io, Presidente, allo Stato non ho altre domande da rivolgere al test. Ringrazio. La difesa? Ferraro, niente? Nessuna domanda? Allora la parte civile? Sì, dopo, perché voi non l'avete indicato come vostro test, quindi facciamo il giro. Allora Andreozzi, parte civile. Scusi, dottor Balestreri, io non ho capito bene, la telefonata, anzi intanto, lei ha detto di 2 telefonate che ricorda in quel periodo tra lei e il dottor Scattone. Quella che ci è stata riferita poc'anzi da lei adesso, e cioè che Scattone gli avrebbe riferito di esserci incontrato con il professor Le Caldano, eccetera, è la stessa telefonata nel corso della quale avete parlato anche dell'omicidio di Marta Russo? È la stessa. Perciò evidentemente è dopo il 9 maggio questa telefonata, ovviamente. Ecco. E ricorda anche che in quella circostanza Scattone le disse di aver parlato con il professor Le Caldano di che cosa? Lei l'ha già detto, però vorrei essere più Mi disse: sono andato a trovare il professore Le Caldano, gli ho dato la mia tesi di dottorato. Ecco, gliel'ho data, perciò aveva parlato con Le Caldano di questa... Sì, penso insomma che nel momento in cui, immagino anch'io, insomma, e che era stato invitato da lui a Napoli.